Buonasera a tutti, benvenuti in questo scenario a voi ben noto peraltro, perché vedo tanti amici dell'Ateneo Veneto, che però è sempre una sede prestigiosa. Ho notato che chi arriva qui per la prima volta rimane sempre piuttosto stupito da queste iconografie che ci circondano. D'altronde abbiamo tra noi un maestro di iconografia che è Monsignor Orlando Barbaro, che ha esplorato San Marco e tanti altri posti. Manca l'Ateneo Veneto, potremmo fare una seconda, soggetti sacri e profani. E allora quindi porgo il benvenuto a tutti. Questo è già, mi ricordava Letizia, in sostanza il quarto incontro di questo ciclo ricchissimo e nutrito, come potete vedere da quel programma. E sempre ringraziando appunto gli estensori, i creatori, i realizzatori, questa galattica non è. E quindi vedendo appunto in questo programma potete avere un'idea di quale sia lo sforzo organizzativo e la capacità creativa essenzialmente di Letizia Michelon, che è qui protagonista tra noi. L'avvio di questo ciclo nella sostanza, anche se formalmente non era qui all'Ateneo Veneto, è stato in effetti alla Scuola Grande di San Rocco con una conferenza Lectio Magistralis, direi, del professor Maurizio Ferraris, che assolutamente insomma, ci ha fatto fare delle scoperte, diciamo, sul modo di rapportarsi dell'uomo con la realtà, sostanzialmente assolutamente innovative. Il ciclo di Beethoven poi si è avviato sempre a San Rocco con sempre Letizia Michelon in due vesti. La prima è quella delle sonate di Beethoven, le prime 3 sonate, quindi pianoforte solista, e la serata successiva, la domenica, con la Mitteleuropa Orchestra, diretta da Francesco Fanna, i concerti per pianoforte e orchestra di Beethoven. Ed è una edizione integrale che Letizia sta curando, quindi non solo, diciamo così, intellettuale, didatta, perché insegna al conservatorio qui di Venezia da quest'anno, dopo per molti anni aver insegnato al Tartini di Trieste, e quindi questo fatto proprio di essere una figura polivalente, che ringraziamo anche per la sua generosità su varie anche iniziative benefiche di cui sono stato testimone in varie sedi, perché abbiamo appunto anche qui tra gli sponsor e i sostenitori di questo ciclo. Voi vedete c'è piccolo piccolo tutta una serie di marchietti dentro, in realtà ciascuno ha un discreto significato, perché soprattutto Letizia si è prestata sia in memoria di Vittorio Cini per un concerto, sia per il Rotary, essendo lei anche socia rotariana, sia a favore dell'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, quindi Venezia, a fare iniziative musicali e di concerto. Però questo ciclo qui dell'Ateneo, questo è il terzo incontro all'Ateneo e niente, insomma, adesso sentirete anche la parte suggestiva sia per la parte di racconto e sia per la parte di esecuzione musicale. Quanto avete sempre anche lì i programmini di sala estesi come si deve. La biografia di Letizia Michelon è molto lunga, ma girando invece anche Luisa Antoni effettivamente alla TV di Capodistria, che già mi ha un'intervista fatta l'altra volta, ringrazio e comunque allora adesso non vi rubo tempo, perché le biografie le potete leggere mano a mano senza distrarvi dal discorso, però. E invece Monsignor Orlando Barbaro è niente, oltre che, non so se posso dire addirittura un caro amico, perché effettivamente lo condividiamo da molti anni, io sono ormai più di 20 anni a Venezia, però è sempre uno dei punti fermi di San Marco. Quindi sostanzialmente andando a San Marco, quando si incontra Monsignor Barbaro e si ha soprattutto la fortuna di sentirlo parlare, vi assicuro una cosa estremamente suggestiva. In particolare ricordo una delle conferenze che ha fatto per il Centro di Cultura Kosulic e Gesuati sui mosaici di San Marco, il libro che ha scritto, anche questo lo trovate qui dentro, che è l'ultimo in ordine di tempo, appunto itinerari spirituali nella tradizione liturgica bizantina. C'ha delle bellissime, ecco, che sia cultore anche profondamente sensibile all'arte, siamo stati testimoni visitando le icone, la preziosissima collezione di icone che ha, nonché fatta
artefice, perché è anche artista. Quindi non solo studioso, ma veramente fa delle bellissime cose in questo spirito appunto dell'arte bizantina, che forse c'ha da insegnarci ancora tante cose. Quindi non vi rubo altro tempo, si dice sempre così quando non si sa più cosa dire, ma perché questi tre personaggi che abbiamo dietro questo tavolo, vi assicuro, sono veramente personaggi di eccezione. Quindi buon ascolto a questo e soprattutto buon ascolto perché qui abbiamo anche il nostro Ozren Grozanic alla fisarmonica, stava intonando adesso lì dietro, però forse tu parlerai tu a proposito di cosa succede qui questa sera. Grazie Letizia. Grazie mille al principe Giovanni Aliata, grazie all'Ateneo che ci ospita, grazie a voi che siete qui ad ascoltarci e grazie soprattutto ai nostri ospiti, a Monsignor Barbaro che ci fa l'onore di essere presente questa sera e che farà un breve intervento proprio sul rapporto musica-redenzione dal punto di vista teologico ma anche estetico, se ho capito bene. E poi io farò un breve ponte filosofico parlandovi di due declinazioni letterarie del concetto di musica redenzione, una relativa alla vita di Joseph Berglinger di Wackenroder e un'altra sulla lettura delle affinità elettive proposta da Walter Benjamin e quindi diciamo una visione più laica di questo tema. Invece la dottoressa Antoni, che è filosofa e compositrice oltre che giornalista, ci introdurrà alla musica che ascolterete, un repertorio interamente per fisarmonica. Io sono veramente felice di avere tutti questi ospiti qui e in particolare anche questo giovane Ozren che ho ascoltato alla sua tesi di laurea a Trieste, quindi mi ha colpito moltissimo e il mio primo pensiero è stato di poterlo portare a Venezia perché possiate sentire cosa oggi con la fisarmonica contemporanea si riesce a creare. Ma lascio subito parola a Monsignor Barbaro e vi auguro buon ascolto. Beh, prima di tutto voglio ringraziarvi perché io sono convinto che alla fin fine ci si costruisce attraverso occasioni, a volte casuali, no? Un tema come musica e redenzione, vi dico la verità, non l'avevo mai affrontato come tale. Per cui dover preparare un po' questa relazione è stato qualcosa che mi ha arricchito un po'. Ecco, per questo dico grazie. Ma siccome mi è andato poco tempo e io sono un grande chiacchierone, allora passiamo subito alla relazione. Allora, parlando di redenzione, ovviamente, non si può prescindere da un progetto di salvezza, per noi cristiani incentrato nella figura di Cristo. Difatti viene chiamato Redentore. No? È uno dei tanti titoli che noi diamo a Cristo. Esiste però una forma di redenzione laica radicata nel fatto che l'uomo è uomo e al di là delle varie teorie che spesso hanno poco fondamento e si avvalgono di un'idea di uomo del tutto astratta, se non dai forti contenuti ideologici, guardando a sé e alla sua vita con onestà, con sincerità, senza contorte via di pseudo-giustificazioni, aspira all'anelito di una libertà che sia vera. L'uomo può scegliere di lasciarsi dominare dagli istinti, velandoli spesso di velleitarie affermazioni di libertà, o di percorrere una via di ricostruzione di un uomo padrone di sé, capace di scelte valoriali che talvolta lo obbligano a remare controcorrente, ma scelte per un fine e uno scopo sostenuto da riferimenti etici più o meno condivisi.
ma sicuramente ritenuti importanti di chi li fa. In ambedue i casi però c'è un elemento proprio della nostra cultura che esclude la dimensione sociale, rifugiandosi in un individualismo che contraddice l'essere sociale proprio di ogni persona. Lo stesso termine redenzione etimologicamente esprime la disponibilità a pagare per l'altro, tema centrale in tutta la teologia biblica del Nuovo Testamento. Tale scelta o non scelta coinvolge fin dalla notte dei tempi l'attenzione del mondo dei suoni nella sua natura intrinseca, la sfera dell'emozione del cuore che, sublimata dalla missione di Cristo nel caso della visione valoriale laica, sposta la portata emotiva verso la massima espressione. Illuminata così dalla trascendente presenza, l'emozione genera il mondo dei suoni che si organizzano in maniera libera, forgiando la forma più consona e diretta dell'espressione della stessa. I suoni che da semplici urli del Paleolitico con finalità pratica di comunicazione, via via assumono strutture più complesse, accompagnate da strumenti inizialmente semplici e successivamente più complessi, che caricano tale espressione prettamente umana di sensazioni che coinvolgono l'aspetto spirituale della persona, passando da finalità pratiche a finalità ludiche fino a quelle spirituali e religiose. Potremmo tranquillamente affermare che accanto all'evoluzione storica antropologica potremmo tracciare una linea parallela nei confronti della musica. Con questo nuovo assetto sempre cangiante e vitale, la musica si libera dalle sue catene magiche a cui è stata sempre legata dagli albori del mondo, che la vogliono costretta talvolta al motivetto, al rituale, all'ossessione della reiterazione. Infatti, quante volte non riusciamo a toglierci dalla testa proprio quel motivo appena sentito che ridonda continuamente in testa? Ebbene, questo è l'elemento magico che lega la nostra anima ai cicli della natura e del mondo. Le feste annuali e stagionali venivano sempre celebrate con musiche e danze, dove la danza è quasi un aiuto perché la musica pervada l'intera persona, fino a raggiungere in certi casi forme più o meno esasperate di trance, sia nella sua dimensione fisico-sensoriale, sia nel suo aspetto di esaltazione. Il termine stesso trance richiama un cammino che da una situazione appesantita dall'aspetto materiale dell'individuo si libera, ecco redenzione, in uno status pre o post spirituale. Con l'apertura ad una dimensione superiore, queste reiterazioni perdono consistenza e l'anima gode, per così dire, di una musica paradisiaca. Potremmo dire sempre uguale e sempre nuova. Una musica che ha perso l'attaccamento alla forma, alla struttura, al ritornello e si libera volando sui suoni di un'armonia superiore. Ricordo un piccolo aneddoto capitatomi durante un campo scuola per ragazzi e ragazze di scuola media. Una bambina di prima una mattina mi ha chiesto di cantargli una canzone. Ho preso la chitarra e gliel'ho cantata. Mentre suonavo e cantavo, ho visto scendere dai suoi occhi
delle lacrime, chiara esplicitazione di un effetto che non toccava solo le orecchie della ragazzina, ma chissà quali ricordi custoditi nel suo intimo. Quante volte un ricordo è legato a un canto, specialmente quando entra in gioco la dimensione affettiva di due persone. Ancora, il giornale Repubblica, in un'intervista al Cardinal Martini del 25 maggio 2009, quando ormai il cardinale era affetto in modo abbastanza grave del Parkinson, ad un certo punto fa questa affermazione. Lo sapete, ha detto, che mi sveglio la mattina presto con la musica di Mozart? Ne ho provate tante di musica, ma questa è l'unica che mi permette di trovare il ritmo giusto e iniziare a camminare. Muovo i primi passi, inizio a fare le cose normali di ogni giorno. Qualche volta ballo e quando mi sento sicuro vado a fare colazione e poi passeggio. Ormai è accettata l'esito della ricerca che è giunta ad affermare che le malattie di tipo neurologico sono spesso soggette nella loro evoluzione alla situazione psicologica del paziente. La rivelazione esperienziale di Martini ne è la comprova. In tale modo la musica assume quasi un valore psicoterapeutico, procurando sensazioni che si concretizzano in effetti quantificabili, al punto che il termine redenzione qui applicato a questa straordinaria arte fa veicolare un aspetto liberatorio tra chi dona musica e chi la accoglie. C'è un altro aspetto legato al termine redenzione. L'azione di redimere, il fatto di redimersi o di venire redento, esprime il lottare per la liberazione di un popolo oppresso, delle classi diseredate e sfruttate, ma anche dal vizio, dal disonore. Nella storia delle religioni il concetto di redenzione è ampiamente diffuso e si concreta in vari atti rituali. Implica sempre l'idea di liberazione da uno stato di impurità, di inferiorità, di sofferenza. Più propriamente essa è tema centrale nelle religioni soteriologiche, cioè di salvezza, come le religioni misteriche. Molte religioni dell'India, l'ebraismo, il cristianesimo. Nel cristianesimo è opera compiuta da Cristo a favore dell'umanità per liberarla dal peccato di Adamo e riconciliare con Dio. Suo fine non è solo però il riscatto dal peccato o dalla morte, ma la positiva elevazione e santificazione dell'anima, vera partecipe del corpo mistico di Cristo. Ora, molto spesso all'azione redentiva si associa quella di sacrificio. Il rapporto tra liberazione e sofferenza è un binomio quasi indissolubile. Dice Gesù, non c'è amore più grande di dare la propria vita per l'amico che si ama. Ora, questo rapporto lo ritroviamo spesso nella musica di autore. Io penso a certe composizioni di Mozart, in primis la sua Messa di Requiem, scritta in uno dei momenti fisici e psicologici più difficili del compositore. Questa situazione del maestro crea un vero e proprio transfer in colui che l'ascolta, il quale assimila non solo la musica, ma anche lo status di sofferenza del suo compositore, traendo quell'effetto di liberazione che rinfranca veramente l'animo. Questa musica riesce a coinvolgerti emotivamente, facendoti respirare sensazioni di grande liberazione. Penso alle composizioni di altri autori come Beethoven, come Schumann e tanti altri. La loro particolare sensibilità che li porta quasi a provare le doglie del parto
che genera un'opera capace di redimere chi l'ascolta. Mi avvio alla conclusione. Ogni musica, per esistere, deve per forza essere soggetta ad un'armonia, o risonanza, o proporzione, o rete strutturale, in virtù della quale si dà l'esistenza e si porge al nostro orecchio. Ma per parlare del potere redentivo della musica si deve trascendere e sfociare in quel mondo interiore dove il suono interiore, spirituale, non udito, quasi un suono fantasma che funge da base per il manifestarsi del suono fisico. Ecco che qui si fa strada la teoria del suono povero, del monema, dell'intonazione, dell'improvvisazione, concetti tanto cari ai compositori moderni. Da un punto centrale proveniente dall'unione con Dio si ripana una musica sempre collegata alla sua sorgente, anche se a volte non se ne rende conto. Tale musica avrà per sua stessa natura il carattere redentivo e come tale la musica può essere strumento di redenzione, ma solo, ripeto, se collegata all'origine divina dell'uomo. Ecco. Ringrazio molto Monsignor Barbaro per questa sua riflessione così compiuta, non solo teologica ma anche filosofica e anche musicale, davvero una sintesi di tutto ciò che andremo adesso a dire, ad approfondire. Il mio intervento riguarda, come vi anticipavo, una riflessione su un'opera di Wackenroder, La vita di Joseph Berglinger, che appartiene a una delle raccolte più importanti di questo autore romantico. Pensate, ha vissuto soltanto 25 anni, ma ha segnato la storia della filosofia romantica e la storia della filosofia della musica romantica. Dunque questa vita di Joseph Berglinger appartiene alle fusioni del cuore di un monaco amante dell'arte, scritto tra il 1794 e il 1795. E la biografia di Berglinger viene ad essere l'ultimo di questi capitoli, questo monaco appassionato d'arte che descrive le opere figurative, ma poi nel momento in cui arriva a descrivere la vita di Joseph Berglinger, musicista che lui dal punto di vista così della finzione letteraria aveva conosciuto, ebbene in quel momento la sua emozione si espande, il suo stile cambia, si passa dall'arte figurativa all'arte musicale e dunque anche lo stile letterario diventa una vera e propria effusione di questo cuore che deborda di emozione, ed ecco il tema del cuore che ci aveva anticipato Monsignor Barbaro. Ebbene, Berglinger è sicuramente un personaggio immaginario, probabilmente si sovrappongono a questo personaggio le vicissitudini dello stesso Wackenroder, che era appassionato di musica. Anche Wackenroder ebbe con il padre un rapporto contrastato, il padre lo voleva funzionario della burocrazia prussiana. Invece Wackenroder coltivava la passione del mondo dei suoni e dell'arte, grazie anche all'amicizia con Ludwig Tieck, che raccoglierà poi i suoi testi, che sarebbero se no rimasti dispersi, e grazie all'amicizia con un grande compositore del tempo, che era Reichardt, che fu addirittura maestro di corte di Federico II, poi allontanato dalla corte per le sue idee libertarie, così vicine alle idee appunto rivoluzionarie. E non soltanto la vita di Reichardt, ma anche i suoi scritti, i suoi romanzi influenzeranno profondamente Wackenroder. In sintesi, la vita di Berglinger consiste in due parti, sono le due parti del romanzo. Nella prima parte vive nella sua famiglia, con questo rapporto appunto contrastato col padre che non lo vuole artista. Nella seconda parte invece lo vediamo protagonista della vita di corte,
dunque all'apice del successo. Non sarà come il Chrysler di Hoffman, che invece rappresenta la vita di un musicista fallito. Questa è la vita di un musicista invece che arriva all'apice del suo riconoscimento anche pubblico. Eppure, nonostante questo, Berlinger è triste. È triste perché coltiva un'arte che non sente davvero nascere più dal suo cuore. Cioè, quanta passione lui aveva quando era giovane, adolescente, per potersi esprimere liberamente attraverso il mondo dei suoni, e per questo motivo lotta e infrange i vincoli familiari, tanto invece accade il contrario quando si trova nella vita di corte, dove deve rispettare delle regole imposte dalla corte, dove deve rispettare delle regole imposte in qualche modo anche dal pubblico, che accoglie solo un certo tipo di repertorio e quindi non lo lascia libero di esprimersi, ed è soprattutto infelice perché dentro di sé sente di non essere davvero coerente con le sue proprie aspirazioni più interne. Cosa accade? Accade che a un certo punto la sorella lo viene a trovare e lo implora a ritornare nella famiglia perché il padre sta morendo. Ed ecco che il contatto di nuovo con la realtà, con le emozioni concrete, con la sofferenza, altro tema a cui ci ha già introdotto Monsignor Barbaro, con la sofferenza, bene, lì scatta di nuovo la sua creatività e decide di scrivere quello che sarà il suo capolavoro, una passione. E sarà un tale capolavoro che addirittura per comporlo morirà. E quindi la vita di Joseph Berlinger termina con questa sorta di ascensione del suo corpo verso il cielo nel momento in cui la sua opera è compiuta. Ebbene, l'evoluzione di Berlinger la si può seguire attraverso 3 testi che ritroviamo nel romanzo. La prima fase dell'evoluzione spirituale di Berlinger è legata all'ascolto. Berlinger non è ancora un professionista, è un amante della musica, ascolta sia musica sacra che musica profana, e nel momento in cui ascolta uno Stabat Mater, molto probabilmente lo Stabat Mater di Pergolesi, le sue emozioni sono così violente, così forti, che decide di dedicarsi all'arte dei suoni. Il secondo testo è invece un'invocazione a Santa Cecilia, la patrona dei musicisti. In questo caso sia il testo sia la musica in parte sono suoi, e questo sta a significare che la musica sta cominciando a diventare la sua lingua. È musica improvvisata, non è ancora musica costruita e dal punto di vista grammaticale, architettonico, compositivo già formata. Però è già un tentativo per riuscire ad esprimersi con i propri mezzi. E infatti la lingua non è più il latino, quello dello Stabat Mater, ma è la lingua tedesca, la lingua madre. Ebbene, questa musica improvvisata nasce dal desiderio di esercitare sugli altri lo stesso fascino che lui ha provato ascoltando lo Stabat Mater. Ma è soprattutto la terza fase quella che segna la svolta, cioè nel momento in cui non esiste più un testo precostituito e la vera protagonista del racconto è la musica stessa, questa passione che lui sta scrivendo. Ebbene, il linguaggio musicale appare nell'ottica di Wackenroder con una aporia di fondo. Da una parte è un linguaggio, quindi costruito come linguaggio verbale attraverso una forma e dei sintagmi. Dall'altra invece è un linguaggio che ci porta oltre il linguaggio stesso. Oltre il linguaggio stesso, quindi oltre la nostra stessa capacità anche di esprimerci sia con la parola sia con le immagini, e soltanto i suoni riescono ad elevarci, altro tema a cui ci ha avviato già Monsignor Barbaro, riescono ad elevarci oltre di noi. Volevo leggervi questo testo che è bellissimo, tratto dal romanzo, in cui si evidenzia quella che è la particolarità del linguaggio musicale. Un fiume che scorre mi deve servire da paragone.
Nessuna arte umana può rappresentare con parole dinanzi ai nostri occhi lo scorrere di una massa d'acqua variamente agitata, secondo tutte le sue 1000 onde, ora piatte e ora gibbose, impetuose e schiumanti. La parola può solo contare e nominare scarsamente le variazioni, ma non può rappresentare visibilmente i trapassi e le trasformazioni di una goccia con l'altra. E ugualmente avviene con la misteriosa corrente che scorre nelle profondità dell'anima umana. La parola enumera, nomina e descrive le trasformazioni di questa corrente, servendosi di un materiale a questa estraneo. La musica invece ci fa scorrere davanti agli occhi la corrente stessa. Ed ecco il tema del cuore, il tema dello strom, cioè della corrente, che è legata anche al fluire della grazia celeste e al fluire stesso dei moti dell'animo. Ebbene, la musica dunque per Wackenroder ha una funzione redentiva. A quel tempo c'erano due principali orientamenti sul rapporto tra musica e redenzione, musica e religione. Da una parte troviamo quello di Herder e di Reichard, che vedevano nella musica di Palestrina, di Bach e di Handel i supremi esempi di musica sacra e vedevano nel coro, soprattutto nella coralità luterana, la massima realizzazione di questo genere musicale. Lo stesso musicista aveva una funzione sacerdotale, era un pontifex, aveva una funzione sociale all'interno della vita comunitaria, proprio per mediare la dimensione umana e quella divina. Un secondo filone era quello costituito da Tieck e da Hoffmann, i quali riconoscevano non solo la musica sacra, ma anche la musica strumentale, questo valore, questa capacità di elevare l'animo umano. E in particolare la musica di Beethoven riusciva a raggiungere una sorta di dimensione metafisica. Ecco, Wackenroder si situa a metà tra queste due correnti di pensiero. Per lui il compositore non ha una funzione sacerdotale, deve immergersi invece nella solitudine e nella contemplazione, nell'isolamento, perché è soltanto attraverso questa grande concentrazione che riesce a raggiungere l'apice delle proprie capacità. La musica ha la capacità di porci a contatto con una dimensione trascendente. La stessa chiesa dove si svolge la musica sacra diventa un tempio dell'arte. Dunque musica e religione hanno un nesso strettissimo, ma la liberazione che Wackenroder con Berglinger ci indica non è assimilabile a una redenzione di tipo cristiano, quello di cui ci ha parlato Monsignor Barbaro, una redenzione dal peccato, ma è piuttosto una liberazione dalle limitazioni del mondo terreno per raggiungere uno stato di serenità a cui soltanto il mondo dei suoni può avviarci. Ed ecco ancora una seconda citazione. Io ritengo la musica come la più meravigliosa di queste scoperte, poiché essa rappresenta i sentimenti umani in una maniera soprannaturale, ci mostra incorporeamente al di sopra del nostro capo, rivestiti in nuvole d'oro di leggiadre armonie, tutti i movimenti del nostro animo, poiché la musica parla una lingua che noi non conosciamo nella vita ordinaria. L'abbiamo imparata, non sappiamo dove e come, e soltanto si potrebbe credere che essa sia la lingua degli angeli. Ecco, questa definizione della lingua degli angeli divenne famosissima in tutta la musica romantica. Pensiamo che non esisterebbe probabilmente la musica di Robert Schumann, la musica di Brahms, le grandi riflessioni sulla estetica musicale di Schopenhauer, di Hegel. Il secondo brevissimo accenno che volevo farvi riguarda un plesso argomentativo che viene affrontato da Walter Benjamin nella lettura delle affinità elettive di Goethe. È uno dei saggi più intensi che Benjamin ci ha lasciato, elaborato tra 1924 e 1925, e sono stati proprio alcuni studiosi italiani, Elio Matassi e Gianni Carchia, che hanno sottolineato l'importanza
all'interno di questo saggio del tema musica redenzione. Ancora una volta il fuoco è l'ascolto del suono, poiché la rivelazione della verità avviene non attraverso la vista, non attraverso Theorein, ma attraverso l'udito, con una relazione molto stretta con quanto accade nella religione ebraica. Ebbene, sulla musica Benjamin riflette non soltanto in questo saggio sulle affinità lettive, ma anche in un altro testo molto importante che è la Metafisica della gioventù e nella teoria del Trauerspiel. In particolare all'interno di questa teoria del Trauerspiel, cioè del dramma barocco tedesco del Seicento, evidenzia il nesso che c'è tra lutto, che si esprime attraverso il lamento, e la redenzione di questo dolore, di questa sofferenza attraverso la musica. E questo tema del lamento sarà poi affrontato dalla dottoressa Antoni e soprattutto dal nostro Ozren, e sentirete come il De Profundis di Sofia Gubaidulina lavora sul concetto di lamento e di sofferenza. Ma veniamo brevemente a questa riflessione sulle affinità elettive. Ebbene, Benjamin si sofferma sul rapporto tra Edoardo ed Ottilia, due dei 4 protagonisti delle affinità elettive. Ottilia è il simbolo dell'apparenza, della bellezza come apparenza, una bellezza che si vela, non si manifesta mai nella sua compiutezza e che poco per volta viene a allontanarsi dalla dimensione anche corporea. Ricordate che Ottilia diventa sempre più magra fino a morire addirittura, e questa la renderà agli occhi del popolo quasi simile ad una santa. Ebbene, la bellezza, sottolinea Benjamin, ha questo velo di apparenza che è il suo fascino, il suo mistero, ma bellezza è anche essenza, e allora possiamo definire la bellezza come essenza più apparenza, come oggetto nel suo involucro, non c'è più separazione tra esterno e interno. Ebbene, la figura di Ottilia è l'espressione della bellezza, perché della bellezza che si ritrae, perché anche il suo corpo, dicevamo, si ritrae e si dispone alla morte. Benjamin evidenzia 3 aspetti: l'idea del lamento, a cui accennavamo prima. Soltanto il lamento può produrre il mistero della redenzione, che passa necessariamente attraverso la musica, e quindi rispetto al modello visivo di Goethe, Benjamin invece propone un modello uditivo. Ma è attraverso la commozione che la nostra interiorità si esprime. Ebbene, c'è un momento in cui l'occhio di Ottilia piange per la commozione, e in quel momento si offusca la visione, e nel tramonto dell'apparenza, in quelle lacrime, in quel velo di lacrime, si esprime al massimo livello il velo specifico di questa bellezza. E poi un terzo momento, che è quello della redenzione dell'apparenza stessa, quindi della dissoluzione dello shine, dell'apparire. La musica appare come l'espressione della redenzione e della speranza. C'è un momento che viene citato anche da Adorno, oltre che da Benjamin, un passo delle affinità elettive in cui si dice, mentre Ottilia ed Edoardo si abbracciano, come una stella cadente la speranza passò sulle loro teste, credettero delirando di appartenersi, per la prima volta si baciarono apertamente, liberamente, e si staccarono con uno sforzo doloroso. E questo tema della speranza stella è uno dei temi chiave all'interno del saggio, e volevo chiudere questo mio breve intervento con 2 passi che chiudono il saggio stesso di Benjamin. Se veri e propri misteri sono racchiusi nella musica, questo rimane un mondo muto da cui la sua armonia non si leverà mai. Ma a quale mondo è dedicato la musica se non a questo, a cui promette più che una mera conciliazione, la redenzione? E ancora, solo per chi non ha più speranza ci è data
la speranza. Ecco, questo mi sembra forse il tema che può fare da ponte con l'intervento della dottoressa Antoni. Se voi leggete il Salmo del De Profundis, ebbene non c'è nessun elemento visivo, ma solo un elemento uditivo. Dalla profondità a te ho gridato, Signore, ascolta la mia voce, i tuoi orecchi siano attenti alla mia preghiera. Dunque lascio a Luisa adesso introdurre la musica che ascolteremo. Bene, grazie Letizia. Ecco, io volevo ringraziarti anche per avermi fatto riflettere su questo tema, sulla musica e la redenzione. Io ho preparato anche delle immagini per voi, vediamo se riesco, eccolo. Sì. Quindi ho preso la cosa che si fa più semplicemente, riuscite a vedere? Sì, va bene così? Se no chiudo la luce. Questa è meglio? Ok. Dunque ho preparato questa definizione. Questa è la definizione dalla Treccani che potete leggere anche prendendo appunto la voce. Quello che a me interessava, abbiamo sentito, Monsignor ci ha spiegato molto meglio di quanto sia qui, cioè in una maniera molto più compiuta, però in realtà i temi sono questi. E quello che a me interessa è soprattutto la parte finale. Il suo fine non è solo però il riscatto dal peccato e dalla morte, ma la positiva elevazione e santificazione dell'anima, vera partecipe del corpo mistico di Cristo. Quello che mi interessa è questa elevazione, perché noi quando parliamo di redenzione in rapporto alla musica, la domanda che si pone è: da cosa ci dovrebbe redimere la musica? Non può riscattarci dai peccati come la religione, perché la musica si muove nel mondo dell'estetica, è il mondo in cui si muove anche l'arte. Quindi non c'è qualcosa di giusto o qualcosa di sbagliato. Però attraverso la musica, attraverso l'arte e attraverso la musica, noi possiamo avvicinarci a quell'indicibile, a quello che abbiamo sentito anche Letizia, non si può esprimere a parole, all'ineffabile, e quindi attraverso la musica, attraverso l'arte, attraverso la musica noi possiamo fare un passo in più verso il nostro Dio, che sia un Dio interiore o esteriore, e in questo forse si trova questo concetto di elevazione. La musica ha qualcosa che in più rispetto alle altre arti, forse, credo, tocca quel nucleo che è un nucleo proprio dell'animo umano, quella spiritualità che l'accomuna anche alla religione, un nucleo che viene, un nocciolo che ci rende umani, e che forse proprio questo nocciolo è quello che ci rende diversi da quelli che sono i più simili a noi, gli animali. In questo percorso di spiritualità la musica può vantare una maggiore, possiamo dire, veridicità, autenticità. E proprio questo era quello che era stato individuato da Schopenhauer, ma anche da tutti i romantici, come abbiamo sentito. E Schopenhauer stesso aveva dato alla musica uno status particolare. Un esempio di come la musica possa permetterci di avvicinarci a Dio nella storia della musica ci è dato da Johann Sebastian Bach, un musicista, un compositore che attraverso le sue opere rendeva lode a Dio, e le sue opere erano le sue preghiere a Dio. Bene, questa era un po' la mia introduzione e la mia riflessione su cosa possa essere la redenzione. Passiamo ora alla nostra Sofia Gubaidulina, che è la prima compositrice che sentiremo.
Lei è nata il 24 ottobre del 1931, quindi da poco ha compiuto 87 anni. I genitori erano, il padre era ingegnere minerario di origini tartare o tatare, e il nonno era musulmano, poi vedremo perché. La madre invece era russa di origini ebree. I tatari o tartari sono ancora oggi un gruppo che vive nelle regioni a sud della Russia, ma anche in Tatarstan, Uzbekistan, Kazakistan, Ucraina, Cina, Romania, Bulgaria e Turchia. Ecco, qui ho preso una piccola mappa della Russia per capire dove diavolo situare questi, dove è nata la Gubaidulina. E alla fine del XX secolo più o meno si contavano 10 milioni di tatari e molti tatari sono musulmani sunniti e per questo motivo il nonno era musulmano. È nata a Chistopol, cittadina tatara appunto. Dal 1946 al 1954 ha studiato musica nella capitale del distretto di cui faceva parte Chistopol, il Kazan. Kazan era il centro di ritrovo di quegli intellettuali e artisti che, essendo di origini ebree, non potevano esercitare a Mosca e Leningrado. Quindi il clima che si era creato in questa cittadina era un clima di vivacità intellettuale, di fecondazione artistica, dove però sullo sfondo c'era una costante minaccia da parte delle istituzioni sovietiche. La Gubaidulina visse il periodo fondamentale in cui l'Unione Sovietica, che era stata fondata, sapete, con una rivoluzione nel 1922 sulle ceneri dell'impero zarista, si stava consolidando attraverso l'eliminazione, a volte anche fisica, di tutta una serie di oppositori al regime, i kulaki ad esempio, i contadini abbienti, e anche visse le grandi purghe degli anni 36 e 39. Dopo la morte di Lenin nel 1924 il potere passò a Stalin, che sappiamo non fu uomo di potere illuminato. Malgrado ciò, l'Unione Sovietica uscì dalla Seconda Guerra Mondiale come una delle grandi potenze vincitrici. La cultura veniva considerata in Unione Sovietica come strumento di propaganda, si parla di Zhdanov, e era un modo anche per piegare gli spiriti. Diciamo che si voleva soprattutto celebrare Stalin nel culto della personalità. Sotto attacco erano soprattutto compositori come Shostakovich, come Prokofiev, come Khachaturian. Malgrado ciò, Sofia Gubaidulina già a 5 anni trova il suo spazio personale, il suo rifugio, il suo spazio sacro nella musica. Questa è una definizione che lei dà. Lo scopo principale dell'arte è favorire la percezione del sacro, costruire ponti che ci uniscano al cielo. Dopo il diploma alla scuola di musica di Kazan, la Gubaidulina si trasferisce a Mosca, dove continua il suo perfezionamento, incoraggiata, ascoltate, da un musicista d'eccezione, Dmitri Shostakovich, quello che appunto ha avuto dei rapporti molto conflittuali con le istituzioni. Shostakovich che la incoraggia a scrivere, questa è la definizione, la sua musica sbagliata. I suoi compagni di studio furono, questo è Shostakovich, ecco, i suoi compagni di studio furono Edison Denisov e Alfred Schnittke. Nel 1979, al 6° convegno dell'Unione dei compositori sovietici, venne resa pubblica una lista nera di compositori. Assieme ad altri 6 compositori, la Gubaidulina venne denunciata perché uno dei suoi brani venne presentato in Occidente, e più precisamente alla Biennale di Venezia. La stessa Biennale di Venezia, dove molti anni più tardi, nel 2013, le venne dato il Leone d'Oro. Il mondo musicale della Gubaidulina viene conosciuto in Occidente negli anni '80, in concomitanza con Gorbaciov, la Perestroika, Glasnost. E dal 1983 viene organizzato annualmente l'Autunno di Mosca e i nomi dei compositori sovietici iniziano a girare.
Il primo a farla conoscere all'estero è Gideon Kremer, che presenta il suo Offertorium, concerto per violino. Il contatto che la Gubajdulina ha con la fisarmonica è dovuto a questo compositore Vladislav Zolotaryov, morto nel 75. Lui nel 74 chiede di essere ammesso all'Unione dei compositori sovietici. Sofia Gubajdulina era nella commissione che doveva decidere in questa assemblea dell'Unione dei compositori russi. Zolotaryov aveva proposto alla commissione un'esecuzione della sua sonata numero 3, questa è la sonata numero 2, per fisarmonica, e l'esecuzione dal vivo era stata fatta dal concertista Friedrich Lips, che è uno molto conosciuto, che ha avuto anche è in contatto con Putin, per cui insomma una persona allo stato attuale molto importante, però all'epoca non era tanto conosciuto. Sia Denisov che la Gubajdulina traggono spunto dai brani che Zolotaryov scrive. Il De Profundis risale al 1978 ed è un brano per fisarmonica sola, o più precisamente per bayan, cioè la fisarmonica da concerto, che è quella che sentiremo oggi. La Gubajdulina, da quando aveva sentito questi brani di Zolotaryov e quando Lips le chiese di scrivergli un brano, passarono 4 anni. Questo brano è tutt'oggi uno dei capisaldi della letteratura da concerto per fisarmonica. Con esso la Gubajdulina ha conseguito diversi premi e questo suo pezzo vanta anche numerosissime incisioni ed esecuzioni. Ecco, questa è lei oggi, è una signora molto simpatica, molto gentile, la vedete proprio dal viso, si vede. Dunque, la fisarmonica è uno strumento che deriva dalla musica folcloristica, dalla musica popolare, ma si è imposta, soprattutto negli ultimi anni, come strumento da concerto e si è andata anche perfezionando, soprattutto negli ultimi decenni, nell'ultimo decennio. Accanto al perfezionamento della struttura dello strumento c'è stato anche un incremento del repertorio di musicisti che la suonano e di compositori che scrivono brani per fisarmonica da concerto. Qui vedete, questo è Dražan Kosoric, che è l'autore del secondo brano che sentiremo. Lui è nato nel 1976, ha studiato fisarmonica e composizione ad Odessa, all'Accademia di Musica, dove si è laureato nel 2003. Successivamente ha studiato all'Accademia di Sarajevo, la capitale della Bosnia-Erzegovina, sia fisarmonica che composizione, e i suoi brani sono principalmente dedicati alla fisarmonica o come solista o in gruppi da camera. Sono stati eseguiti in diverse nazioni, dalla Russia all'Italia, alla Slovacchia, alla Slovenia, alla Svezia e così via. Il brano di Dražan Kosoric risale al 2008 e è una meditazione sulla morte prematura dei genitori. Infine, passiamo all'ultima compositrice. Lei è nata a Spalato, però si è formata in Serbia. Un fenomeno che sta avendo luogo in Serbia adesso, soprattutto, è che quella che si potrebbe definire una scuola serba di fisarmonica, che si estrinseca attraverso numerosi premi internazionali, opportunità di presentarsi in sale da concerto e in accademie anche fuori dai confini nazionali. All'interno di questo movimento, che nel 2013 ha avuto una sua presentazione ufficiale all'incontro internazionale dei compositori a Belgrado, c'è anche Sofia Mutic. Vediamo, è nata nel 1984, quindi è molto giovane, e il suo perfezionamento, oltre alla facoltà di musica di Belgrado, è passato anche in Europa. Ad esempio, tra i compositori importanti con cui ha studiato c'è stato Beat Führer, Luca Francesconi, e attualmente è a Graz come artista in residence. Nel 2011 ha vinto il premio dal fondo Josip Slavensky della Facoltà di Musica di Belgrado per la sua composizione It per orchestra sinfonica.
Quello che noi sentiremo oggi è il pezzo In It. Questo è quello che lei ha scritto sul suo pezzo, lo vedete in serbo, lingua originale, e tradotto in inglese. E questo pezzo è un pezzo in cui la fisarmonica respira, in cui si confrontano estetiche diverse, mondi sonori che forse sono incommensurabili, dalle fantasie di Bach per organo sino a una texture dissonante, dalle grida di Chopin sino ai conflitti tra l'apollineo e il dionisiaco. Tutto questo nel finale si immerge in una invocazione al silenzio. A questo punto io lascerei spazio a Ozren Grozdanic, che ci farà sentire ciò di cui noi adesso abbiamo parlato. Grazie, vi comunico solo una breve variazione nell'ordine del programma. Il brano di Sofia Gubaidulina, anziché aprire il concerto, lo chiuderà. Grazie, buon ascolto.
Thank you.